Buonanotte, 1,50 euro, buonanotte. Buongiorno, sono picchiato 1,52 euro. Oggi siamo andati in giro per Catania, in particolare siamo stati al mercato di Piazza Carlo Alberto. In un prossimo video vi farò vedere tutto il mercato, faremo un video appositamente dedicato. Mi trovavo a passeggiare per Catania e ho voluto regalarvi di questa cittadina adagiata alle pendici dell'Etna. Sono assolutamente meravigliosi. Mi considero fortunata a vivere in questa terra. Come potete vedere, il cibo non manca. Il giovane scherzoso. Questa è da provare, nella verde, E questo è il bello di noi siciliani ed in particolare di noi catanesi. e viene veramente buono. Cioè, non c'è quel meglio melograno, ora è più bella. Ecco come combattono Uno e solo. 3 euro, con tutte le patate, 3 euro con tutte le patate. Poi a me me lo fa uno. Certo signora. una meraviglia di colori e di profumi, come vi dicevo. Da Piazza Carlo Alberto sulla via Pacini. E le famosissime alivi cunzati, buonissime. Formaggi, tra cui spicca il pepato fresco. Ed ovviamente non mancano le uova. Questa è la via Pacini, il proseguimento in qualche modo del mercato di Piazza Carlo Alberto. Qui incontriamo un'antica torrefazione che esibisce ancora
Da via Pacini si arriva in via Etnea, a metà, diciamo, della via Etnea. Paste di mandorla di varie specie, le famose minnuzze di Sant'Aita, mini cassatelle, all'immancabile bancone della tavola calda, dove spiccano ovviamente i nostri Certo, viene fame a vedere tutto questo ben di Dio. Si continua a passeggiare e non mancano scorci particolari. Catania è davvero bellissima, anche in questi suoi piccoli particolari, in queste piccole viuzze. Qui siamo in via Umberto. E questi sono gli storici chioschi, ucioscu o ciospu, che dir si voglia, in particolare quello di Giammona, esiste da tantissimi anni. Qui è possibile gustare varie bevande, la più famosa è il Un altro chiosco